La sera della tempesta, dove eravate e in quel momento che cosa avete pensato? Nulla, eravamo a casa al momento. Mio figlio mi fa, papà, andiamo fino in Sacca perché mi hanno chiamato e dicono che ci sono parecchi problemi là, perché il tempo è brutto. Allora prendiamo sulla macchina, arriviamo qua, giriamo la macchina verso il capanno per vedere com'era la situazione con le luci della macchina e in quel momento, quando le abbiamo illuminato, l'abbiamo visto ondolare. Sembrava che seguisse l'onda del mare. Gli ho detto Alessandro, adesso se ne va. Difatti ha ondolato 2 volte e poi è partito tutto intero, se n'è andato e si è disfatto. Gli altri erano già caduti tutti quanti, non so se il mio è stato l'ultimo qua in zona ad andarsene, però l'abbiamo visto in diretta partire e disfarsi completamente. Come sono ancorate le case ai pali? Allora, prima ci sono i pali, i travi, questi grossi, e qua sono le lamellari, o con le catene o con le lame d'acciaio, erano tutte ancorate con lame d'acciaio. E dopo, almeno io, da sopra le tavole, c'era la tavola, il trave e il lamellare, era un corpo unico con viti da 30 cm, ce n'erano 4-5 ogni trave, ma però ha rotto via tutto. Le viti si sono sfilate e sono rimaste avvitate nel lamellare, ma dalla tavola e dal trave si sono sfilate, ha portato via tutto. Quando siete arrivati sul posto, che cosa avete visto e qual è stata la prima cosa che vi è venuta in mente? La prima cosa che ho detto è stata a mio figlio, ho detto qua se ne va via tutto, perdiamo tutto. E basta perché dopo non potevi fare altro che guardare e basta. In quel momento poi, non so, forse i pensieri non so dove vanno a finire, non pensi a nulla, guardi e basta. Almeno quel che ho provato io era questo. Stupore, guardavo quel che succedeva, perché ti vedi impotente contro Sì, la natura. quel momento lì ti viene da pensare, spero che finisca più presto perché si mette veramente male qua, non sai perché cioè, vedi le capanne che vanno via, vedi le onde che ti arrivano sulla macchina, non schizzi, proprio onde, arrivano le onde sul parabrezza della macchina mentre puntavi i fari. Cioè ti viene in mente la tua casa, non solo la casetta qua, ma cosa faccio domani dove è tutto distrutto, come faccio ad andare a lavorare? Ti viene in mente un casino di roba perché chi dà a mangiare ai miei figli adesso? No? Come farò ad andare in barca? Il capanno va via e le barche sono ancora lì e quanto durano, ma quando vedi una cosa del genere, vanno via anche loro. E i vivai, perché metti a pensare tutto, no? I vivai, abbiamo il prodotto là attaccato. Come si farà ad andare a pescare domani, dopodomani? Perché non riesci più neanche ad andare in barca. Una volta che non c'è più il capanno, chi va sulla barca? Come si fa? Nuotando. Se vanno via tutti, fortunatamente qualcuno è rimasto in piedi e qualcuno ha spostato le barche nell'altro capanno di quello che è rimasto su e ci siamo aiutati un po' in questo modo qua nei giorni seguenti, no? Ci si dava una mano perché se non ci si aiuta non fai nulla. E comunque la difficoltà è ancora grandissima perché fino a quando non c'è modo di costruire non si riesce a lavorare il prodotto che abbiamo fuori, cioè le cozze.
Si va a vongole sì, perché si va con la barca, ma le cozze vanno lavorate, vanno prese nel vivaio, caricate in barca e scaricate sul capanno, dove lì vengono lavorate e poi il giorno dopo o la sera rimesse in acqua. E questo non si riesce più a fare fino a quando si costruisce, fino a quando abbiamo ancora i nostri capanni ancora su.